Nei piccoli borghi di Cavaso del Tomba, che sanno di magia e di altri tempi, pittori, scultori, poeti e artigiani offrono la loro creatività ai visitatori. Grande il patrimonio storico e culturale di questa terra per elevare al mondo le vie della bellezza tra arte e natura. Dopo 20 anni di arte e natura, sindaco, buongiorno, parte la via della bellezza. Sì, diciamo che è un anno zero. L'amministrazione comunale ha visto il grande valore di arte e natura e riconoscendo questo in questa attività ha voluto potenziarlo, ha voluto dare forza e struttura a questa enorme iniziativa. E adesso si è espansa 3 settimane di percorsi, 3 settimane di grande attività artistica che dà la possibilità alla nostra gente di poter innalzare il proprio animo e poter fare un percorso di grande valore. Abbiamo una bella novità noi qui dall'anno scorso, vero sindaco? Sì, ci sono molte presentazioni, letterarie, poetiche. È un aspetto che mi piace ricordare perché capire chi siamo, capire cosa siamo e dove andiamo. I poeti e i letterati ci aiutano a capire il nostro percorso interiore. Ogni uomo deve farlo e qui può trovare la propria via. Allora partiamo con la prima puntata di itinerari turistici dedicata a Cavaso del Tomba. Andiamo a vedere le bellezze di questa terra, le peculiarità e nelle prossime puntate, annunciamo già ai nostri telespettatori, non mancheranno le strutture ricettive, l'enogastronomia e tutte le ricchezze di questo territorio. Ma adesso noi partiamo dal percorso Arte e Natura, le vie della bellezza. Andiamo. Grazie. L'arte qui è molto sentita e stiamo facendo cosa? Allora, qui stiamo facendo una tazza con la maiolica, quindi una ferraglia rossa, colorata in gobbio e disegnata con la tecnica del graffito. Quindi praticamente sto andando a portare via il colore per tirare fuori il disegno dalla tazza, insomma. Questa è una tecnica che uso, però ne uso altre, come ad esempio la smaltatura, oppure le sottocristalline, quindi tutte le ceramiche che sono esposte qui, e poi faccio anche sculture. Eccomi con una degli artisti, cosa stiamo realizzando qui? Allora, è la prima di una serie che vorrei fare, portare in tridimensione un disegno di una signora con problemi psicologici che faceva il corpo umano in determinati modi. Questo è solo l'abbozzo perché poi sì, lei faceva delle mani enormi, quindi sono tutte da costruire, però questo è il mio pensiero perché comunque queste persone non riescono a parlare e quindi le loro parole, il loro modo di muoversi, le loro forme sono diversi dal solito. I bambini sono come farfalle e alcuni possono volare anche più in alto di altri, ma è proprio vero che la musica ci salva sempre. Sì, assolutamente sì, la musica salva sempre, soprattutto salva i ragazzi e salva i bambini, perché ci sono bambini e ragazzi che vivono delle difficoltà che possono essere culturali, possono essere sociali, possono essere fisiche e attraverso la musica dà le ali a questi bambini. Il coro Mani Bianche ha vinto anche un importante riconoscimento circa 15 giorni fa. Sì, un mesetto fa veniamo da Sanremo, abbiamo partecipato al GEF
che è un concorso mondiale sulla musica, sulla creatività scolastica, e noi abbiamo vinto nella sezione grandi cori, quindi è un grande orgoglio per noi. Abbiamo portato in alto la musica trevigiana e la musica veneta. Michele è un territorio importante che offre arte e natura, ma anche strutture recettive importanti per ricevere i nostri turisti e offrire dei paesaggi mozzafiato. Veramente uno si alza qui al mattino e non può che rimanere incantato. Eccoci qua. E qui troviamo Fernando. Buongiorno Fernando, che meraviglia questo posto. Io posso solo immaginare svegliarmi qua al mattino e fare colazione con la ghisola. Che cos'è la ghisola? È un prodotto tipico del posto, un dolce tipico del posto. È un dolce tipico del posto che ci ha sostenuto in questo evento che abbiamo fatto nelle Vie della Bellezza, è un nostro, diciamo, partner. È fatta con mele antiche di Monfumo e con le ciliegie di Maser, da un maestro pasticcere che l'ha inventata apposta per il territorio e serve perché il viaggiatore possa uscire con un prodotto tipico nostro. Valentina, questo violoncello che abbiamo alle spalle sarà il testimone del grande palco che sarà montato qui per il grande concerto. Certo, il 19 alle 19 ci sarà l'Enjoy Orchestra di Castelfranco Veneto che suonerà musiche moderne con cantanti bravissimi, e questo sarà proprio il palco che ospiterà almeno 50 elementi, quindi un'orchestra classica che suonerà dal vivo per tutto il nostro pubblico, per valorizzare ancora di più la bellezza di questo territorio. Trattenete il respiro ed entriamo nella chiesetta di Castelcess. Signor Floriano, buongiorno. Qui siamo nell'antica chiesa di San Martino di Castelcess, una chiesa che risale circa all'anno 1100. 1100, sì. E costruita, lo possiamo vedere qui sotto, sulle antiche fondamenta di un sacello romano. Un sacello di epoca tardo-romana, alta medievale. Come quasi tutte insomma, le chiese antiche sorgono su precedenti costruzioni, no? Precedenti o templi, o un tempio magari pagano o un tempio di epoca romana, così. E anche questa, durante gli scavi che abbiamo fatto con l'Università di Padova nel 1989, abbiamo scoperto proprio le mura di questo sacello, di questa costruzione, e qui in fondo c'erano i resti di un pavimento di epoca romana, lì in fondo, i mattoni sesquiovidali romani. Ma esiste il paradiso? Sì, è qui, su questa collina. Il percorso Arte Natura è stato fortemente voluto, pensato e desiderato, partito da qui, da questa casa, da questa collina. Sì, come? Sì, come? Eravamo un gruppo di artisti, ci siamo trovati qui a dipingere, c'era anche un poeta, è nata l'idea di creare qualcosa di bello, di un qualcosa che potesse essere visto da tutti, perché qui siamo in uno dei posti più belli della Val Cavasi. Abbiamo il Grappa, le colline asolane, quindi ci siamo il Tempio del Canoa, che si vede benissimo, e abbiamo detto: ma perché non portiamo fuori alla gente questo luogo
che possano venire a visitare questo luogo per vedere qualcosa di bello. È nata Arte e Natura. Arte e Natura è arte, natura, spiritualità. Perché abbiamo una delle più belle chiese del 1100, la chiesetta di San Martino. Il paesaggio si pensa in me e io sono la sua coscienza. Chi lo diceva questo? Cézanne, il mio maestro. Lo diceva un amico e questo penso sia il tema fondamentale di tutta la sua opera. Il paesaggio di Cézanne era lui stesso perché aveva la coscienza di quel paesaggio. Allora vogliamo salutare così i nostri telespettatori, lasciando le immagini stupefacenti di questo posto, di questo territorio, di questi meravigliosi paesaggi carichi di arte e natura. E io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici e vi ricordo, se avete piacere a rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata.